Adesso raggiungiamo Agabuna. Allora, iniziamo a comprendere che questa irrigazione ha bisogno di sistemi complessi, ha bisogno di impianti che dopo andremo a vedere, ha bisogno di tante cose, forse a questo punto ha bisogno anche di chi le sa progettare, unire e mettere insieme tutte queste cose. Ho forse inteso bene, è un po' questo uno dei servizi che voi offrite, cioè quello di mettere in fila e creare impianti irrigui, che sappiano valorizzare l'acqua per le specifiche aziende? Esattamente, Agabuna produce dei sistemi per il controllo e monitoraggio appunto di impianti di irrigazione e fertilizazione. E abbiamo dei sistemi sia radio, basati su tecnologia LoRa, sia sistemi che, allora, partiamo dal sistema radio, si parte da un gateway che non ha bisogno di alimentazione, può essere anche collegato a un pannello solare, ad esempio alimentato da un pannello solare. Questo gateway è come una centrale che raccoglie i dati e trasmette comandi a delle centraline poste sul campo. Queste centraline sono sempre collegate via radio, via LoRa come sistema centrale, e possono comandare una o più valvole e raccogliere dati da sensori che siano digitali o analogici. Quindi potrebbe essere umidità, può essere temperatura e allo stesso tempo, come dicevo, controllare elettrovalvole o pompe. Questo è il sistema radio. Poi abbiamo altri sistemi invece che sono cosiddetti filari, e permettono di controllare sempre elettrovalvole e raccogliere dati da sensori tramite un monocavo. Cosa significa? Che c'è una centrale, questa centrale viene collegata a questi decoder che si collegano in parallelo, quindi un doppio cavo è sufficiente a collegare anche centinaia di questi decoder e io mi posso allontanare dalla centrale da alcune centinaia di metri fino a 5 o 7 chilometri. Questo è il sistema filare. Oltre a questo abbiamo poi degli altri sistemi che sono più semplici, diciamo per il controllo via Bluetooth di apparati sempre simili a questo che controllano valvole però a distanza ridotta, quindi c'è un controllo che non è remotizzato. Mentre tutti gli altri sistemi, sia quello radio che i decoder, possono essere controllati e monitorati da internet. Quindi prego. Sì, molto bene. Quindi, nella sostanza, uno dei vostri punti di forza è quello del controllo e della gestione di questi impianti da remoto, quindi veramente posso essere anche in Argentina e mi controllo. Fantastico. Oppure anche ovviamente più semplici, più diretti a seconda della dimensione aziendale e quant'altro. Molto bene. Quindi voi fate queste installazioni, fate anche gli impianti di irrigazione, cioè li progettate? Li progettiamo, li installiamo, produciamo anche alcuni tipi di filtri a dischi e a sabbia che vengono integrati con i nostri sistemi. Quindi le centraline per il controllo del controlavaggio, ad esempio, dei filtri sono collegati al sistema. Questo controllo mi permette anche di avere un monitoraggio dei dati, anche grafici eccetera, ma di ricevere anche degli allarmi in caso di anomalie del sistema, mancanza d'acqua o rotture o perdite. Che tipo di impianti? Microirrigazione, anche microaspersione, aspersione, pivot ranger? Qual è il vostro? Principalmente installiamo sistemi di microirrigazione, quindi goccia a goccia, manichetta, la gocciolante, questi sono i... Culture erbacee, orticoltura, arboree, vite? Viticoltura, vivaistica, frutteti, meleti soprattutto. Certo. Questo è il nostro mercato principale. Certo, è molto interessante. Invece, diciamo, la vostra esperienza su quello che è l'aspersione, perché forse c'è meno bisogno di controllo? No, noi commercializziamo anche tutta una serie di irrigatori che vanno sia appunto per il piano campo, seminativi, facciamo anche questo tipo di impianti, ma normalmente vengono richiesti, il grado di automazione che viene richiesto è molto minore, anche per i costi che sono più difficilmente sostenibili con il seminativo. Insomma.
Certo, Adesso assolutamente. la viticoltura ormai si rivolge praticamente solo alla microirrigazione, insomma, i nuovi impianti sono tutti con... Assolutamente, ecco. E fra parentesi anche molta frutticoltura, no? E Ha molta preso, sì, frutticoltura, poi, certo. collegato anche alla riduzione delle dimensioni delle piante, quindi assolutamente sì. Molto bene.